Una tradizione antica, radicata in modo fortissimo nella cultura veneta che si rinnova ogni anno, con riti che hanno tutto il profumo della storia. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà economiche e la piaga dei predatori, le malghe tornano alla vita. Prima di partire c'è giusto il tempo di ricevere la benedizione del parroco e di recitare una preghiera per la protezione delle mandrie e dei malgari. Stendi la tua mano perché questi animali ci siano di aiuto e sollievo nelle nostre necessità e fa che in un armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e amare te sopra ogni cosa. Benedetti uomini, animali e mezzi, c'è lo spazio per uno spuntino e si parte verso i prati del Monte Grappa. Quest'anno un po' tardivi causa brutta stagione, però sono ottimista perché quest'anno ho cambiato malga e in teoria dovrebbe andare tutto bene. Oggi appunto c'è anche la ricorrenza di mio padre che è 2 mesi che è venuto a mancare e sono molto ottimista e andrà tutto bene. Salire in malga vuol dire anche abbandonare la sicurezza delle stalle di pianura e andare incontro al rischio di predazioni da parte dei lupi. Ogni giorno mi arriva decine di sms di attacchi, predazioni dai lupi, però speriamo bene, dai, voglio neanche pensare a queste brutte tragedie, speriamo bene. Il lavoro in malga porta avanti queste importanti tradizioni, cercando ogni giorno di superare le difficoltà che il settore incontra in questo periodo. La forza che ci fa andare avanti è indubbiamente l'attaccamento alla nostra terra e al nostro bestiame, che ci fa fare la differenza. Allora via, verso l'alto, e che i campanacci risuonino quest'anno e per molti altri a venire fra i prati e i boschi delle nostre montagne.